Oggi è sabato 18 gennaio 2020. Nessun giorno è un giorno qualunque. Ciascun giorno rappresenta qualcosa di speciale per qualcuno. La storia ci insegna che ogni giorno può avere un motivo per essere ricordato. 18 gennaio 1911. Su una piattaforma improvvisata montata sul ponte posteriore della nave da guerra USS Pennsylvania, ancorata nella baia di San Francisco, atterra l'aereo pilotato da Eugene Haley. È la prima volta che un velivolo esegue un appontaggio, ovvero l'atterraggio sul ponte di una nave. Per l'occasione, il ponte poppiero dell'incrociatore corazzato della Marina Militare degli Stati Uniti viene trasformato con delle tavole di legno. Il pilota riesce a compiere l'appontaggio con l'uso di un uncino installato al posto delle ruote di coda. Haley era decollato da San Bruno, città che si trova vicino al San Francisco International Airport, a 21 km dal centro della metropoli della California. Il 14 novembre del 1910 Eugene Haley era stato il primo ad effettuare un decollo da una nave militare, la USS Birmingham. L'appontaggio sulla USS Pennsylvania rappresenta l'inizio dell'aviazione di marina e dell'impiego delle portaerei. Haley diviene così il primo aviatore navale della storia. Un primato di cui però il pilota non riesce a gioire per molto tempo. Il 19 ottobre successivo, mentre si sta esibendo in pubblico nei pressi di Macon, in Georgia, Eugene Haley perde il controllo del suo velivolo e si schianta. Nell'incidente si rompe l'osso del collo e muore sul colpo. Ogni giorno può lasciare un segno indelebile. Viverlo con lo spirito giusto può renderlo tale. Secondo uno studio della Iowa State University, 12 minuti al giorno per esprimere gentilezza verso gli altri e insegnare buoni gesti e belle regole ai bambini sollevano il morale e rendono più felici. Rivolgere un pensiero a chi abbiamo nel cuore o a chi compie gli anni inviandogli questo minuto di racconto può essere un'occasione per cominciare bene i nostri 12 minuti di oggi. Buona giornata.